Restiamo ancora al solstizio, perché il solstizio d'inverno, come quello d'estate, come i due equinozi di primavera ed autunno, erano 4 momenti molto particolari nella vita delle persone. Erano molto particolari perché in queste 4, non proprio precisamente nella data, 2 o 3 giorni prima, c'era un appuntamento importantissimo per tante persone. E queste tante persone si chiamavano benandanti. I benandanti erano coloro che nascevano con il sacco amniotico ancora addosso, i famosi nati con la camicia. Se questa camicia veniva conservata e portata di nascosto ad assistere almeno a 12 messe, questa persona poi, con il raggiungimento della maggiore età, diventava un benandante. Benandante era colui che andava a combattere contro le streghe nelle notti delle 4 tempora, quello che vi ho appena detto. E in queste 4 notti il tamburo del comandante chiamava a raccolta i benandanti che, addormentati nel loro letto, sentivano questo suono lontano e uscivano dal proprio corpo sotto forma di animaletto, poteva essere lucertola, pettirosso, cavalletta, quello che volete. Uscivano e insieme al comandante raggiungevano questo luogo particolare che era il prato di Giosafat e in questo grande prato si scontravano contro l'altra fazione che era quella di streghe e di stregoni. Si picchiavano per tutta la notte e poi, a seconda di quale delle due fazioni avesse vinto, seguiva un periodo di carestia, di malessere, di morti e di disperazione se vincevano streghe e stregoni. Di benessere invece di buoni raccolti, di nascite buone, tutto bello e tutto perfetto se invece vincevano i benandanti. Quello che vi sto raccontando sembra una favoletta, invece è suffragato da almeno 5.000 testimonianze che sono state raccolte dall'Inquisizione in tutto il Friuli Veneto fino in Istria. E poi non basta, perché quelli che da noi erano chiamati benandanti, e diciamo che sono poi spariti verso il 500-600, quando la Chiesa li ha accomunati a streghe e stregoni e la gente quindi ha diffidato degli uni e degli altri messi tutti insieme, non ha più capito chi fossero i nemici, chi fossero i buoni e chi i cattivi, e quindi a questo punto sono scomparsi. Ma non solo erano presenti qui da noi, ma in tutto il nord Europa erano conosciuti come i lupi mannari. Quelli che sembra si dice che mangiassero i bambini, assolutamente non era vero, ma anche loro erano nati con la camicia. Anche loro andavano a combattere contro streghe e stregoni, solo che lo facevano in 3 notti all'anno e non lo facevano sul prato di Giosafat, ma scendevano nei vari inferni, perché c'erano degli inferni tedeschi, degli inferni russi, degli inferni del nord Europa, e scendevano in questi inferni a riconquistare le sementi che gli stregoni avevano nascosto laggiù, per riportarle poi ai contadini, in modo che di nuovo la primavera potesse ritornare. In Bretagna abbiamo i loups-garous e questi loups-garous sono esattamente come i nostri benandanti, nati con la camicia, solo che i loups-garous all'età di 7 anni venivano lasciati dai genitori sulla porta di casa perché erano talmente già coscienti, talmente già così presenti che erano capaci di uscire di casa, raggiungere un grande bosco, il bosco di Welgoat che si trova all'interno ancora adesso, si trova al centro della Bretagna, e in questo grande bosco incontravano il garou più anziano, il più vecchio, che per 20 anni li istruiva nell'arte dei garou. E i garou andavano a combattere contro le streghe. E i garou, come esattamente i benandanti e come i lupi mannari, erano coloro che portavano il bene e che comunque cercavano di aiutare le persone. In quel di Udine, esattamente in via Grazzano, c'era una benandante che si chiamava Aquilina, e questa Aquilina era molto particolare perché riusciva non a guarire le persone, perché i benandanti non guarivano le persone. I benandanti dicevano qual era la causa che aveva fatto ammalare la persona, quando era ovviamente una questione di magia. E la nostra Aquilina riusciva a scoprire questo spannando e misurando
delle corde o delle cinture o qualsiasi cosa si potesse mettere addosso alla persona malata. Questa persona veniva legata da questa corda e portata poi a lei, e lei, misurando e spannando questa corda, riusciva a slegare la persona, perché il maleficio è sempre un legamento. Lei quindi slegava questo legamento e riusciva a dire a colui che era malato qual era la persona che gli aveva mandato il maleficio. Aquilina era così brava che era capace di scoprire anche quando si trovasse in presenza di una cosa estremamente particolare. E questa cosa estremamente particolare è una cosa molto molto curiosa, che è quella dei termini bugiardi. Voi sapete che un tempo i confini, si chiamavano termini, venivano stabiliti attraverso alcune persone di provata onestà, di persone comunque molto giuste e riconosciute come tali, che andavano a fare da testimoni, mentre alcune persone piuttosto robuste calavano in terra un grosso sasso, una grossa pietra. Quello era il termine, era il confine dell'appezzamento. Delle volte ovviamente queste persone potevano non essere così oneste e così buone, e quindi stabilivano che il confine andava a favore di uno o dell'altro proprietario. Questo diventava un termine bugiardo. Quando il termine bugiardo veniva calato in terra e diventava un tutt'uno con il mondo, diventava un'attrazione incredibile per le anime dannate. Allora voi sapete che adesso se andate nei campi, se fate delle passeggiate, soprattutto d'estate, ogni tanto sentite delle folate di vento che passano, sentite dei colpi di vento di cui non capite l'origine, e questo vento è come un sospiro che passa in mezzo agli alberi. Ecco, queste si chiamano tormignoni, o comunque possiamo chiamare in tanti modi, o come forculis in friulano. Sono questi colpi di vento che sono formati da 3, da 5 o da 7 anime dannate per essersi suicidate o per aver ammazzato qualcuno. Queste forculis, questi vortici, si schiantano con una forza incredibile contro i termini bugiardi e in questo modo li riempiono di una magia cattiva, terribile. E chiunque si trovi a passare da lì, perché magari non sa di questo posto o perché viene da lontano, è un viandante, una persona che non conosce il luogo, se si addormenta o se si appoggia a questo sasso, a questa grossa pietra, quando poi si risveglia è incapace di muoversi, di capire, di comprendere cosa stia succedendo, è in preda a un grande febbrone, a una confusione totale. Ovviamente nessun medico è capace di stabilire quale sia la causa di questo. Aquilina però lo faceva. Lei, spannando la cintura di questa persona, riusciva a capire che il suo malessere, perché lo portava poi alla morte, perché la persona non riusciva più neanche a mangiare. Ecco, se questa persona si era ammalata per il termine bugiardo, un suo parente andava a fare un'offerta in questo luogo e la liberava quindi da questa maledizione, e la persona improvvisamente continuava di nuovo a stare bene ed era completamente guarita. Noi oggi dei termini bugiardi nemmeno più abbiamo memoria, non sappiamo neanche cosa siano. Però il nostro mondo è comunque pieno, intriso di una magia che noi poi oggi non conosciamo più. E questa secondo me è una cosa molto triste. Oggi noi viviamo in modo estremamente materiale, in modo estremamente solido, mentre tutto questo è molto leggero, è proprio come un colpo di vento, un leggero colpo di vento che vi invito ogni tanto a cercare nei campi.